5 notizie dalla Liguria, da Ponente a Levante. È attiva la piattaforma sullo sportello online regionale per permettere agli utenti liguri di richiedere un supporto economico sull'abbonamento ferroviario alta velocità con estensione ai servizi regionali. La scontistica applicata in relazione alla tratta chilometrica dell'abbonamento arriva fino al 40%. È partita in Liguria la fase sperimentale del numero europeo armonizzato 116117, il servizio dedicato all'assistenza sanitaria non urgente che consente ai cittadini di ricevere consigli medici e indicazioni appropriate nei casi meno urgenti. Il numero è attivo nel Tigullio e sarà fruibile nei comuni della ASL 4. Salirà presto a 12 il numero complessivo dei centri antiviolenza sul territorio ligure, con l'istituzione di un nuovo centro in Val di Vara, il terzo in provincia della Spezia, che avrà sede nel comune di Brugnato e sarà pienamente operativo entro il 2027. 40 milioni di euro per l'accesso al credito delle piccole e medie imprese liguri. È questa la portata dell'intesa sottoscritta con Rete Fidi. Le imprese potranno così accedere a prestiti a tasso agevolato e contributi a fondo perduto. Sono stati presentati i calendari 2026 dedicati ai parchi naturali regionali della Liguria, un'occasione per celebrare anche due importanti traguardi: l'ottenimento della Carta Europea del Turismo Sostenibile da parte del Parco Naturale Regionale dell'Antola e il trentennale dei Parchi Naturali Regionali della Liguria. Queste erano le 5 principali notizie di oggi. Seguiteci sui canali ufficiali della Regione Liguria.